Si è giocato ieri il turno infrasettimanale, pertanto subito il rullo con i risultati, la classifica e le immagini delle partite più importanti. Gara subito in discesa per i padroni di casa che la sbloccano subito dopo 8 minuti. Gran lavoro di Saverino che sguscia sul lato corto di destra dell'area di rigore e mette in mezzo. Lanziani si allunga ma da dietro arriva Mincica per il tap-in a porta sguarnita. Al 13° ancora i locali pericolosi con Squillace che dal limite sfiora il palo. Sant'Agata in totale controllo. Al 18° Saverino cerca il guizzo da fuori area, decisiva la deviazione di Lanziani. Sul corner seguente Nagy svetta in area piccola, il portiere si salva con i piedi, poi Carrozzo di testa trova il salvataggio sulla linea di Diachité. Al 23° primo squillo offensivo ospite con Pasqualino e uno schema su calcio d'angolo, il tiro al volo dal limite, chiama Iovino all'ottima risposta in tuffo. Al 31° Guattaracci mette la testa su un rimbalzo alto in area di rigore, la sfera colpisce la parte superiore della traversa. Al 39° Sant'Agata ancora vicino al gol, Sulis da tre quarti, pesca Saverino che gira di testa ma Lanziani risponde presente. Al 44° ennesimo traversone insidioso di Squillace in area piccola e Pasqualino anticipa Nagy ad un passo dalla rete. Nella ripresa la musica non cambia. All'11° il solito cross di Squillace per Carrozzo che di testa non inquadra la porta. Al 16° Mincica scodella per Sulis steso in aria da Ouattara, l'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Totò Mincica che spiazza il portiere e firma la doppietta personale. Al 26° grosso rischio per Ambro che regala palla a Pappalardo che non ne approfitta per il Locri. Poi sul ribaltamento di fronte Aquino si presenta tu per tu con Lanziani che respinge, quindi a rimorchio arriva Marcellino che trova l'opposizione di Moreira. Alla mezz'ora altro squillo per il Locri con Ouattara che mette dentro per Cuomo che con la coscia ad un passo dalla linea colpisce la traversa. Al 36° occasione ancora per i locali con Mincica che innesca Aquino, la zampata dell'esterno è disinnescata da Lanziani. Un minuto più tardi ancora Aquino ci prova dal limite ma il suo tiro è alto. Nel recupero ultima chance con Marcellino che imbecca lo grande e che non inquadra lo specchio della porta. Finisce qui col pubblico del Fresina in festa per un Città di Sant'Agata che supera il Locri 2-0, centra la quarta vittoria stagionale e vola a quota 12 in classifica. Tutto è pronto quindi a far scendere le squadre in campo, curva sud verso curva nord. Per quanto invece riguarda il Trapani, fascia opposta, partiti. Per il Trapani l'occasione è assolutamente di Federico Marigosu. Parte Andrea Cocco, il tiro e il gol! A quadro alza il pallone all'interno dell'area di rigore dove non ci sono giocatori in maglia bianca, interviene Tatiero Pipitone, porta via il pallone, arriva Alessandro Cancemi, Boubacar Samaké, tre uomini vicino a lui, il tiro da parte di Federico Marigosu con pallone anche abbastanza difficile da leggere. Emiliano Pino va sul pallone, cerca di saltare un avversario in velocità, recupera il pallone, poi la palla dentro e qui c'è l'altro rigore e qui è nettissimo, due volte, è sempre lo stesso uomo, ha la maglia numero 17, la sua imprevedibilità è letale, 51 sul cronometro, l'uomo è sempre lo stesso, la sua maglia è la numero 19, Andrea Cocco, 2-0. Mattia Gagliardi va a cercare Marigosu, lo trova, Samaché davanti a loro, può andare verso la porta, Samaché traversa, la palla è ancora buona, attenzione, Mattia Gagliardi va a cercare l'1 contro 1, la traversa di Samaché,
Il Trapani che batte un nuovo tiro dalla bandierina. È il secondo della ripresa, il terzo, il gol! C'è il gol di Giovanni Sbrissa, il gol di Giovanni Sbrissa esattamente al 70esimo. Calcio d'angolo pronto invece per quanto riguarda il Trapani, Oliver Kragel, Luca Sparandeo e sono 4! Luca Sparandeo! Adesso inizia a farsi dura per la Gioiese, ancora con evidenti problemi strutturali, costretta a cedere l'intera posta in palio alla San Cataldese dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa all'Ocri. Il bis quindi non c'è stato, ma c'è stata la conferma che la società dovrà intervenire con una certa urgenza alla ricerca di qualche over di qualità. Il primo fondo della Gioiese, Matteo Crossi, viene deviato in angolo, rispondono gli ospiti concorrenti con un tiro senza troppe pretese dalla lunga distanza. I padroni di casa guadagnano campo ed anche personalità e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Lazio colpisce debolmente di testa. Ci prova qualche minuto dopo la San Cataldese, sempre con un tiro da fuori area. Ancora un calcio di punizione per i locali, ma senza nessun esito. La San Cataldese va vicino alla marcatura con Gerbo che colpisce il montante. Le occasioni non mancano e un minuto più tardi fa gridare al gol la Gioiese, un cross perfetto per il tapin debole da parte di Maresca. Da un calcio d'angolo battuto da parte della Gioiese nasce la rete della San Cataldese, baricentro senza un perché, tutti in avanti e successivo contropiede dei siciliani che porta al vantaggio con Mazza che con freddezza e personalità non sbaglia. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti ci provano ancora con un tiro da fuori. La ripresa per la formazione di casa inizia in salita e non solo per la rete da recuperare ma anche per l'espulsione di Gucciardi, peccato dal direttore di gara per la seconda volta a commettere fallo. La punizione finisce fuori, gioca in scioltezza la San Cataldese che concorrenti prova a raddoppiare. Raddoppio che in ogni caso arriva poco dopo grazie ad un errore gravissimo dell'entrato portiere Ammirato che anziché servire un proprio compagno regala la palla del 2-0 al suo avversario. Sui titoli di coda la rete della bandiera da parte del entrato romano. Adesso arriva il tempo delle riflessioni e perché no anche del mea culpa da parte del tecnico Caridi. Buon pomeriggio ancora una volta da Domenico Cannizzaro per questa sesta giornata del campionato di Serie D Girone I, dove si sfideranno al Saraceno di Ravanusa Licata, oggi in tenuta bianca con banda orizzontale giallo-blu, e Ligea Virtus con la classica tenuta giallo-rossa, colori sociali del club della provincia di Messina di Barcellona Pozzo di Gotto. È pronta a iniziare il Ligea Virtus. Bene per Santi Russo che ci arriva, la mette in mezzo Russo a cercare un compagno, palla al limite ancora per Abate che svirgola con il destro, viene fuori quasi un assist. Giovanni Biondo ancora per Abate che ci prova ancora col destro e qui Federico Valenti la blocca senza alcun problema. La prima conclusione del match arriva al 7° minuto ed è di marca Igea. Ci prova ancora la squadra giallorossa, palla per Biondo che va in mezzo a cercare Ischinea, sponda buona Ischinea per Longo e calcia col destro, palla che esce di pochissimo sopra la porta di Federico Valenti. Murgia va a larga destra da Minacori che attende l'arrivo di Giannone. Minacori va a puntare della guardia, ancora Minacori entra in area di rigore. Minacori si libera di un compagno, di un avversario, calcia col destro e c'è la parata di Staropoli. La prima conclusione del Licata arriva al 29°. Verticalizza Rotulo per Saito, questa volta il vertice sinistro dell'area. Saito arriva sul fondo, va da Lanza, di prima Lanza, ottima palla per Rotulo che entra in area. Rotulo con il sinistro, Rotulo la mette in mezzo, non ci arriva nessuno, ne è venuta fuori una cosa a metà. Franchina si appoggia su Abate, dietro da Filosa, torna bene Minacori su di lui, Minacori ruba palla, può partire Minacori e a tu per tu, calogero Minacori con il destro, palo della formazione licatese con Minacori, clamorosa chance per ancora Rotulo, prova a entrare di rigore, ancora Rotulo, prova a liberarsi, poi perde palla, ma che occasione ha sciupato il Licata. Palla in profondità ancora di Murgia per Minacori, la posizione è regolare, Minacori entra in area, cade giù, vorrebbe calcio di rigore, tutta in piedi la panchina, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Va lungo Valenti a cercare Minacori che è partito in posizione regolare, numero 11.
stoppa il pallone, prova a liberarsi di un avversario, ancora Minacori, entra nell'area di rigore, va da Rotulo, ancora il numero 10 all'interno dell'area, cerca spazio per la conclusione, ci prova, palla respinta, Giannone col destro e Licata in vantaggio. La firma è del classe 2004, Enrico Giannone, bravissimo a sfruttare una carambola dopo il destro di Rotulo, e Giannone incrocia benissimo questa volta con il destro e fa 1-0. Da Staropoli, che di prima non benissimo va da Triolo, Rotulo lo attacca, gli scippa il pallone, ancora il numero 10, prova a partire Riccardo Rotulo, entra nella di rigore, ancora Rotulo in mezzo da Saito che stoppa male però il pallone, e poi Staropoli la fa sua. Dialogano bene i tre di centrocampo, adesso Murgia che guarda la porta, tenta la conclusione Murgia, ed è una buona idea, parte Rotulo, 3 contro 2, Riccardo Rotulo va da Minacori, Minacori in aria, cerca Abercon in mezzo e palla messa in calcio d'angolo della Guardia, 1 contro 1 di Minacori che va da Abercon in aria, il numero 9 Abercon con il mancino, chiude della Guardia. Vedremo se l'arbitro continuerà a far giocare, la tiene lì Abercon, pressato da 3 avversari, la tiene il numero 9, bravissimo a proteggerla, poi prova a servire Federico Vari che in qualche modo ci arriva, ancora Vari, salta Staropoli, cade giù, calcio di rigore per il Licata all'ultimo minuto. Parte Vari, col destro Vari traversa e poi il guardalinea indica che è gol. La palla ha varcato la linea di porta, Federico Vari la chiude qui, Licata 2, Igea 0, esultanza sotto la curva di Vari che vuole la squadra a sé, perché Licata adesso sì ha conquistato i 3 punti, perché contemporaneamente al gol arriva il fischio finale, finisce qui Licata e Igea Virtus 2-0 per gli uomini di mister Romano che ritrovano la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi. All'ultimo respiro e dopo aver sprecato e rischiato tantissimo, più che una partita, un romanzo. Accade di tutto a Portici, una traversa, un palo, un rigore fallito, l'infortunio dell'assistente di linea, la prodezza di Martinez, il gol allo scadere di Coppola che regala alla Reggio Calabria di Trocini il primo sorriso della stagione, e il giovane attaccante a scacciare via i fantasmi al termine di una gara che conferma i limiti attuali degli Amaranto, ancora corto di condizione e poco incisivi lì davanti. Ma stavolta contava vincere, contavano soltanto i 3 punti e alla fine Reggio la porta a casa grazie a questa zampata del classe 2005, un gol dal peso specifico enorme perché consente agli Amaranto di scrollarsi di dosso le pressioni. D'accordo, ci sarà ancora tanto da lavorare anche sul mercato, ma le vittorie si sa aiutano e danno fiducia ad una squadra che Trocini, privo di Rossetti infortunato, rivoluziona per questo turno infrasettimanale. Contro il Portici il tecnico lascia fuori Barillà, Mungo, Martiner e Provazza, partono tutti dalla panchina. Nel 3-4-2-1 disegnato dall'ex Rende trovano spazio dal primo minuto Girasole, Dervisci, Ricci e Marras, con quest'ultimo che agisce accanto a Zucco, alle spalle di Coppola, unica punta. La partenza è tutta di Marca Amaranto, ma la conclusione di Coppola si stampa così sulla traversa. Siamo appena al 3° minuto e il Portici, del neotecnico Ciaramella, subentrato all'esonerato Grimaldi, è già in affanno e rischia ancora, poco dopo, su questo tentativo del solito Coppola. Il Portici ci mette un po' a reagire, ma quando lo fa serve una prodezza del solito Martinez per disinnescare il tiro di Maione. Pochi istanti dopo è il palo a salvare l'estremo difensore Amaranto su questa rasoiata di Squerzanti. Reggio sbanda pericolosamente e soffre le ripartenze di Sella Fessò. Passata la burrasca, gli Amaranto però riprendono in mano la gara ed in chiusura della prima frazione si guadagnano un calcio di rigore per questo fallo subito da Marras, spintonato in aria da un avversario. Inutili le proteste del Portici. Dal dischetto si presenta lo stesso Marras, ma la sua conclusione si perde in curva. È l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa Trocini pesca subito dalla panchina, dentro Mungo e Barillà, fuori uno spento Ricci e Sanandria, ed è proprio Barillà a sfiorare subito il vantaggio.
Intanto Trocini arruola anche Bianco, paga Zanchi e pochi minuti dopo è Zucco a divorarsi così il gol del possibile 1-0. Sembra il remake della gara con il Siracusa. E quando al minuto 38, dopo la ripresa del gioco, Squerzanti non trova la porta da metri zero, c'è chi rivede i fantasmi di domenica scorsa, anche perché gli Amaranto sembrano sulle gambe e subiscono la maggiore freschezza del Portici, e neppure l'ingresso di Provazza cambia le cose, ma la rotta sta girando e lo capisci quando in pieno recupero Coppola sfrutta un cross del neoentrato Bianco e trova così il gol dell'1-0. Finita? Ma che gli Amaranto riescono comunque a complicarsi ancora la vita e all'ultima curva serve un miracolo del solito Martinez per evitare così il pari allo scadere. Su questa vittoria, insomma, c'è anche la sua di firma. In sintesi, Coppola crea, Martinez conserva, così la Reggio Calabria sbanca Portici e dà un primo segnale, anche se per competere per le prime posizioni servirà dell'altro, magari un paio di attaccanti, perché il solo Coppola lì davanti potrebbe non bastare. Penso che la classifica del Castrovillari sia bugiarda, perché oggi ho visto una squadra messa bene in campo, che ha lottato palla su palla, però noi onestamente abbiamo fatto una grande prova di carattere e anche tatticamente e tecnicamente siamo andati in porta 6-7 volte, una volta per la bravura del portiere, qualche altra volta siamo stati imprecisi, ma a parte 2 gol abbiamo fatto altre 4-5 palle gol. Dobbiamo andare avanti così. Dobbiamo fare più punti possibili, il nostro obiettivo noi lo conosciamo, la società lo conosce, la città lo conosce, i nostri splendidi tifosi che anche oggi erano qua lo conoscono. Penso che si stia formando un gruppo granitico tra squadra, società e tifosi, e questa è una cosa bellissima. Secondo me è la vittoria più importante fino ad oggi che abbiamo fatto, perché io avevo detto ai ragazzi, avevo anticipato ieri il ritiro in albergo che sarebbe stata per noi la partita più difficile in assoluto, perché venivamo dalla prestazione col Trapani, quella bellissima partita, e potevamo avere un calo di attenzione e di concentrazione. Poi siamo passati pure in svantaggio, però i ragazzi devo dire che ormai hanno in testa qualcosa di veramente importante in termini di mentalità, sono riusciti a recuperare questa partita, a vincerla. Abbiamo avuto l'opportunità anche di chiuderla più volte sul 3-1, ma io credo che per il percorso fatto fino adesso questa sia una tappa molto molto importante. Abbiamo sofferto, però le grandi squadre si vedono qua. Adesso arriveremo alla partita di domenica magari con una consapevolezza diversa e di sicuro faremo di tutto per portare pure 3 punti a casa con la Vibonese. Siamo partiti un po' male, a rilento, non so, magari la partita scorsa è stata un po' dispendiosa, quindi ci può pure stare, ma oggi quello che contava era la vittoria, quello che contava è l'atteggiamento di volere la vittoria. Partiti intanto in questo momento, intanto c'è il primo calcio d'angolo della partita che viene battuto da Romano per il Ragusa, palla molto corta, allontana la difesa della squadra con la maglia biancorossa, così è ancora Romano che avanza palla al piede, poi il buon suggerimento per Manfrellotti in uscita, Cuffia riesce a rubargli per un attimo la sfera a Manfrellotti, e però Scuffia ha avuto la meglio. Bamba perde l'attimo buono, attenzione a questo tiro, e poi l'uscita rocambolesca di Freddi e la palla che viene messa dentro da Sebastian Meneses. Quando siamo dunque all'8º cambia il risultato almeno di Pasquale Diavola. Baie. Buono il colpo di testa di Manfrellotti per Gigante, che però si allunga troppo il pallone, facile preda di Scuffia. Dugaletta
il cross di Brugaretta, c'è solo Manfredotti in area, Guerriero, attenzione, Guerriero evita l'avversario, prova il tiro e poi la conclusione che viene deviata. Riparte in maniera pericolosa il Caricattì con Sidibe, da questi verso Bonilla, attenzione a Bonilla, si fa vedere Sidibe che infatti viene servito e riesce a superare il portiere del Ragusa, Freddi. Dunque, quando siamo al minuto numero 23, il Canicattì riesce a raddoppiare i conti nei confronti del Ragusa con Sidibe. Ci sono Gigante Garufi, il pallone va a Garufi alla battuta, si fa vedere Mbaye, ma è Raimondi che allontana, Cess tenta il tiro, la palla che finisce di poco alta sulla traversa. Tuccio pronto per la battuta di questo calcio di punizione che vede schierati i giocatori del Ragusa e del Canicattì sulla parte alta della difesa. Attenzione intanto Oggiano, e però è in posizione di offside. Il tipice fischio dovrebbe arrivare in questo istante, eccolo qua. Finisce dunque almeno di Pasquale Diavola con il risultato di 2-0 per il Canicattì ai danni del Ragusa. Sapevamo di incontrare una Cireale difficile da incontrare e lo è stato, perché il primo tempo si è chiuso sul 2-1, nonostante noi siamo andati in vantaggio 2-0, poi loro l'hanno rimessa in carreggiata accorciando le distanze. Il secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo avuto più volte l'occasione di chiuderla e non ci siamo riusciti. Poi nel momento in cui abbiamo realizzato la rete con Ciro Favetta, che sono contento soprattutto per lui, perché viene da un periodo di stop, perciò bene tutto, e poi abbiamo gestito bene la partita, ma devo sottolineare l'importanza del gruppo. Oggi mancavano 4-5 giocatori importanti e probabilmente nessuno se ne è accorto, perciò questo per me diventa un grandissimo vantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare con questa umiltà, questo gruppo può arrivare veramente lontano. Io l'ho sempre detto, per noi i tifosi sono realmente il 12° uomo in campo, trasmettono tanta motivazione, i ragazzi ci tengono in modo particolare domenica dopo domenica a regalargli soddisfazione. Lo stiamo facendo anche oggi, nonostante sia un giorno lavorativo, erano in tanti, le tribune piene, perciò per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio, non dobbiamo assolutamente mollare e dobbiamo creare sempre più entusiasmo sia all'interno dello spogliatoio che in città. No, oggi sicuramente sono felice per il gol, ma sono felicissimo soprattutto per la vittoria, perché io, come ho sempre detto in tutti questi anni che ho sempre giocato per provare a vincere i campionati, la cosa che più mi interessa è se i miei gol possono dare una mano alla squadra. Sono felicissimo, ma non mi interessano assolutamente i fini personali, perché comunque sono più contento a volte di fare un assist che permette alla squadra di vincere piuttosto che magari riempire la mia casella personale. E speriamo comunque che ci accompagni per tutta questa stagione, perché abbiamo bisogno tanto del nostro pubblico, perché ci deve spingere anche nei momenti come oggi. In alcuni momenti abbiamo comunque accusato un po' di stanchezza, siamo andati oltre anche quello con un po' di cuore, perché comunque sappiamo che c'è una città a sostenerci. Con il turno infrasettimanale del campionato di Serie D concludiamo la puntata odierna on demand di Penalty, che ritornerà chiaramente la prossima settimana, puntuali naturalmente sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo, ma anche sulla pagina Facebook Penalty e sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Voglio anche ricordarvi che siamo visibili in versione on demand anche sul canale HBB TV del canale 15 di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.